che Dio mi aiuti. Ecco qua, allora queste le parole di Martin Lutero alla dieta di Worms. Luciani, io prima della pubblicità dicevo riforma o rivoluzione anche qua? Che questa è una rivoluzione, fu una grande rivoluzione, no? Diciamo che anche in questo caso la rivoluzione viene dal basso, cioè una persona che dal punto di vista della grande gestione, no, della Chiesa, come lo era all'epoca, ma come magari lo è anche oggi, era l'ultimo degli ultimi, se vogliamo, no? E quindi questo fa capire come poi questo ha avuto dei riscontri, di cambiamenti a livello europeo in maniera molto importante. Martin Lutero è tedesco, niente a che vedere con Martin, cioè non è un veneto, perché tanti magari pensano Martin perché si legge anche Martin Lutero, no, niente a che vedere, è il nome italiano italianizzato, ecco. Io guardo sempre a quello che è magari l'attualità, quello che può essere riproposto rispetto ad oggi. Oggi la Chiesa evangelica, ad esempio, che io conosco abbastanza bene da vicino, si riproponeva anche per esempio nella Repubblica di Venezia. Se vogliamo, i primi protestanti furono proprio i veneziani, i veneti, se vogliamo, da un certo punto di vista, perché ci ricordiamo quante scomuniche, quante situazioni diciamo così di negatività che la Chiesa cattolica cristiana centrale romana appunto dava verso le indicazioni della Repubblica di Venezia. Il Doge, se pensate, non era allora a Venezia c'è il patriarca non a caso, e il Doge era il capo anche della Chiesa veneta. Pochi sanno che lui si investiva, e la Chiesa veneziana aveva un nome particolare che era la Chiesa evangelica di San Marco, ed era una chiesa dogale, per cui il Doge veniva investito dal suo ruolo non solo di capo del governo veneto, ma anche capo della Chiesa veneta. Questo passaggio viene nascosto ovviamente dal momento della caduta della Serenissima, con l'elezione immediatamente di un veneziano a Papa, perché la Chiesa cattolica comunque sapeva fare politica meglio di tutti gli altri, e quindi con questo meccanismo hanno cancellato praticamente la Chiesa veneziana, se volete, che non era quella di Padova, però Venezia aveva proprio una sua, e quindi il protestantesimo come lo intuiamo con Lutero, che però ne fa anche una esposizione filosofica ma ben ponderata e ben solida, e la distinzione anche tra Dio e quello che è poi l'essere umano. Lui lo dice anche in questo piccolo spezzone in cui abbiamo visto, lui dice: io in quanto uomo posso errare, posso anche sbagliare. Molto spesso invece, soprattutto all'epoca, i vescovi piuttosto che i papi diventavano divinità quasi, e avevano un potere politico sovradimensionato, incredibile, decidevano le sorti dell'Europa. Venezia venne distrutta per volere del Papa, cioè Napoleone ottenne la investitura imperatore, ma la promessa era devi conquistarmi Venezia, perché cioè, voglio dire, quindi aveva un ruolo fondamentale. Noi veneti lo sappiamo bene, e su questo purtroppo la storia la fanno i vincitori, e quindi viene raccontata in maniera ovviamente diversa. Diciamo che a me di per sé quello che Lutero cercava di spiegare lo ritengo molto umano e molto vicino a quello che è la realtà quotidiana, insomma. Professor Ancona. Ma Lutero non era un rivoluzionario, perché bisogna leggerle le tesi. Lui nelle tesi mette in evidenza certe cose sentite da tutti, che lui poi nelle quali trovava, diciamo, un conforto, un supporto nella Sacra Bibbia, nelle scritture, nei Vangeli, ed era praticamente la denuncia di un reato di simonia, di vendita delle indulgenze. Cioè veniva detto: tu puoi peccare finché vuoi, che poi tu mi dai dei soldi e mi lasci dei soldi, e io ti do una carta dove tu sei garantito che in purgatorio non ci vai, oppure comunque farai una cosa piccola. Ecco. Lui in queste tesi distingue nettamente la figura del Papa, del vertice della Chiesa cattolica, dall'applicazione che facevano alcuni monaci che giravano per le chiese della Germania vendendo
dicendo appunto un soldino nella cassetta e uno di meno che sta in purgatorio. Dopo la cosa è evoluta ed ecco che arriviamo, ma dopo qualche anno, alla dieta di Worms, dove diventa una rivoluzione. E quindi ecco che possiamo trovare di nuovo un aggancio con le cose di cui parlavamo prima. Cioè una cosa sentita dalla popolazione come un grande errore, cioè il fatto che un fatto religioso, la Chiesa, venda l'anima praticamente, il reato peggiore che si può immaginare. Certo, mi dà la possibilità, E a un certo punto l'intervento economico non si riesce a riformare questa cosa qua e allora non resta che la rivoluzione. Certo. Professor Casen, allora c'è effettivamente questa analogia, no? Sì, sicuramente c'è un'analogia, anche perché, attenzione, purtroppo, purtroppo è il limite della storia che noi normalmente conosciamo. Gli storici sono dei buoni, diciamo, narratori di quello che è successo. Però se non andiamo ad analizzare l'aspetto economico dell'epoca, non riusciremo mai a capire la storia. E io non ho mai visto dei grandi storici che fossero anche dei grandi economisti, per cui scappa sempre il problema dove stava. Il problema che abbiamo, se vogliamo contestualizzare quel periodo, il Medioevo era ancora peggio, era che Martin Lutero era un flagellante, cioè si flagellava da solo, si buttava in mezzo alla neve. Lo trovarono quando poi divenne sacerdote, divenne frate, e fu salvato perché era in uno stato quasi di coma, perché lui doveva meritare il paradiso. Ma non era un'illazione, non era un convincimento, è perché la vita allora era talmente grama che uno faceva di tutto per poter poi andare in paradiso, ed era il motivo per cui stava in piedi tutto il sistema ecclesiastico dell'epoca. Quindi si vendevano i posti in paradiso. Non solo, ma c'è un bellissimo libro di Jacques Le Goff, che è un medievista, Il cielo sceso in terra, cioè quando la Chiesa inventa il purgatorio. Cioè, prima il giudizio doveva essere dato solo da Dio. Sei morto, vai davanti a Dio e Lui ti giudica. No? Nel momento in cui io creo uno stato intermedio, allora diventa uno stato che io posso mettere sul mercato. E quindi io posso pagare, non solo per me perché vorrei salvarmi dal fuoco eterno, no? Ma posso salvare mio padre, mia madre, perché ritengo, e da qui nasce la Cappella degli Scrovegni, per salvare la vita del mio genitore, che era un banchiere, esatto, quindi usuraio, perché anche la Chiesa prestava denaro, ma non era usuraia la Chiesa, però il privato era usuraio, e quindi se non è andato all'inferno, Dante mette Scrovegni all'inferno, e Giotto, suo contemporaneo e amico, che lo dipinge in purgatorio, e quindi accorcia il viaggio in purgatorio solo attraverso un buon lascito alla Chiesa, e allora diventa mercato. E allora Martin Lutero dice: la Chiesa di San Pietro perché non se la fa Leone X, che soldi ne ha perché sta facendo una guerra? Ecco, questo è. Martin Lutero è chiamiamolo un termine non esatto, puritano, cioè lui mette a rischio la propria vita per un convincimento non contro la Chiesa, ma per il cristianesimo. E soprattutto lui, quando diventa docente all'università e incomincia a studiare i testi sacri da insegnante, quindi dovrà spiegare, incomincia a capire da dove nasce, quali sono le radici del cristianesimo. E lì si spaventa ancora di più. E allora a questo punto decide di tradurre i testi sacri in tedesco.
La Bibbia. E la grande rivoluzione è possibile, perché altrimenti non sarebbe andata così, questa grande rivoluzione è possibile solo perché c'è la scoperta della stampa. Allora viene divulgato con una rapidità unica, se no faceva la fine di Giordano Bruno. No, veniva portato lì, veniva arrostito e il suo potere era estremamente limitato. Allora questo dà il senso della comunicazione. All'epoca c'è questa grande rivoluzione che viene diciamo diffusa attraverso la stampa. Facebook di allora. Il Facebook di allora sì, in realtà è sì. come dire, Sì, l'effetto... attenzione a non banalizzare. No, nel senso era una battuta. No, nel ma senso che sì, rivoluzioni e tecnologie nuove comportano. Ha fatto un effetto rilancio che altrimenti l'avrebbe rinchiuso nelle quattro mura e probabilmente avrebbe fatto la fine di andare a Roma, invece così Gutenberg gli ha giocato a suo pro. Ha approfittato. Quindi anche quello, forse se c'è una lezione di vita da quello che stiamo cercando io miseramente di dire stasera, è che ogni momento storico, se non c'è effettivamente una sinapsi, cioè un collegamento stretto tra il cittadino e chi guida i fenomeni di quel momento storico, può essere che il popolo si ribelli o in questo caso specifico Lutero si ribella all'istituzione Chiesa creando la riforma e poi la controriforma alla riforma. È un insegnamento di vita per chi ritiene che il nostro incardinare il nostro sistema democratico, come ricordavo prima, in base a una Costituzione che è il frutto del sacrificio di molti dopo la Seconda Guerra Mondiale, in qualche misura deve essere riportato, deve essere armonizzato con il vivere quotidiano. Io la vera difficoltà che vedo di questo momento storico è che anche se si vuole riformare è difficile far capire i pro dell'eventuale riforma ai cittadini in modo che democraticamente avvallino quella scelta o di una parte o dell'altra, perché se noi adesso qua sto banalmente tornando al nostro locale degli ultimi 20-30 anni, tutte le forze politiche hanno tentato in qualche misura di riformare lo Stato e di riformarsi, no, i partiti poco a dire il vero, ma hanno tentato di riformare lo Stato, però poi quando sono andati all'avvallo dei cittadini ne hanno avuto invece sempre una controriforma, ecco, non so se... Certo, Endrizzi, c'è questa difficoltà? Ma non lo so, vorrei puntualizzare due cose. La stampa non era Facebook, la stampa potrebbe essere vista oggi come uno strumento che è rappresentato dalla rete. Facebook è già un modo di usare la rete. E così come la stampa si può utilizzare bene o male, si poteva utilizzare bene o male anche allora. Lutero coglie nella possibilità di divulgare a tanti attraverso la stampa un messaggio, un'opportunità. Io della sua opera però vorrei recuperare non tanto diciamo l'innovazione sul piano religioso. Io lo vorrei ricordare per quello che fu il suo insegnamento in campo, anche se vogliamo, economico, soprattutto sull'etica del lavoro. Per primo disse che la ricchezza non è un peccato. Per primo disse che il lavoro non è sofferenza. Labor in latino aveva un'accezione anche negativa, sia lavoro ma anche pena, fatica, sofferenza, e questo come si può dire, in analogia con quanto le scritture, la Bibbia diceva a proposito della cacciata di Adamo ed Eva, con guadagnerai il pane col sudore del tuo volto mangerai il pane e con il dolore ricaverai il cibo per ogni giorno della tua vita. Lutero dice invece che il lavoro è gioia, che il lavoro è un impegno anche, che attraverso il lavoro
la ricchezza che ne guadagni è il premio che Dio ti dà per il lavoro che hai svolto, ma che hai svolto con piacere, con gioia. E una cosa importante, un messaggio importante è quello rispetto ai parassiti, ai fannulloni. Chi consuma oggi, in quest'epoca, dobbiamo sapere che ognuno di noi consuma risorse, ognuno consuma risorse naturali, no? Chi consuma e vive da fannullone dovrebbe essere cacciato. Ecco, noi questo principio l'abbiamo addirittura inserito al comma 2 dell'articolo 4 della Costituzione, dove si dice che ognuno è tenuto a svolgere un'attività secondo la propria propensione, le proprie capacità, che concorra al progresso non solo materiale ma anche spirituale della società. Ecco, da questo punto di vista io credo che Lutero abbia portato un grande rinnovamento, e in Veneto io credo che questa sensibilità sia ancora presente. Infatti io ho fatto una battuta, ho detto Roma, no, un po' la città, però non è un'antitesi. Se tu vai a vedere il nord, anche linguisticamente, nel nord del nostro paese stesso, quando si dice vado a lavorare, normalmente, se avete avuto modo di chiacchierare con qualcuno che abita nel sud, vado a faticare, cioè vado a faticare, che sembra una stupidaggine di per sé linguistica, ma è concettualmente proprio un approccio differente, proprio al tema molto più latino della fatica, che il lavoro sia una cosa negativa. Invece l'aspetto positivo del lavoro, dove fortunatamente sono nato e cresciuto in questa regione, quindi ho anch'io percepito questo senso positivo del lavoro, che invece dicono non vedo l'ora di andare a lavorare, ecco, cioè, capito il ragionamento? È un po' banalizzato, per carità, mi perdoneranno, però attenzione, Lutero è domenicano, è un ceppo del gruppo domenicano, quindi ora et labora vuol dire che il lavorare e pregare ha la stessa nobiltà, quindi ha una radice molto profonda. Però io volevo spiegare un attimo che la stampa crea una rivoluzione, né più né meno come internet. Poi come si usa, come diceva giustamente, come si usa dipende poi dai soggetti. Quindi cresceranno nuove tecnologie, ma cresceranno anche nuove leggi, nuovi reati che prima non c'erano, e lo vediamo tutti i giorni, quello che viene attraverso la rete. Ma quello che dobbiamo capire quanto la stampa fosse importante in quel momento, perché c'erano gli amanuensi. Il saper leggere e scrivere era vietato. Solo i clerici potevano saper leggere e scrivere, e qualche altro. Ma normalmente era il sacerdote presso il nobile che scriveva, e il nobile dettava, perché non riusciva, questa è l'epoca medievale. Quindi l'amanuense era il titolare del potere della comunicazione, e scriveva lui quello che voleva. Poi naturalmente, siccome c'era necessità di fare le copie, allora c'erano i copisti, e i copisti non sapevano leggere, però sapevano scrivere, cioè copiavano diciamo il segno, ma non leggevano la parola. Non solo, ma addirittura avevano tolto la punteggiatura, per cui i punti e le virgole non c'erano, quindi se uno non sapeva leggere vedeva una serie di lettere in successione, e se uno non era abile a leggere non capiva cosa era scritto. Questo era il potere della Chiesa dell'epoca. Gutenberg ha praticamente stravolto tutto. Non solo, ma l'editore non era più il proprietario del contenuto, come era nel caso degli amanuensi. L'amanuense poteva cambiare quella parola e dare un significato diverso, quindi abbiamo varie versioni della stessa opera, perché l'amanuense chi stampa prende il testo così com'è, lo stampa, il suo fine non è il contenuto, ma è il numero di libri che vengono venduti, e questo era importante. Ecco, per questo direi che dopo questa rivoluzione c'è il Concilio di Trento, però il Concilio di Trento che viene istituito appositamente contro
la riforma, quindi questa è il Concilio di Trento è la controriforma che darà origine alla guerra dei 30 anni, che sarà la strage della Mitteleuropa. Diciamo che ci furono solo di abitanti della Germania dell'epoca, furono circa 18 milioni di civili. Questo fu il disastro dei disastri. Tutto perché quella parte che voleva una Chiesa più sana e normale naturalmente era messo all'indice. Certo. Allora andiamo in pubblicità, torniamo subito e adesso parleremo dunque di politica, dell'esito del voto siciliano, di quelle che sono state le conseguenze, la situazione e quant'altro, tra poco.